manifestazione vivida e cerchiamo di unire alla tradizione anche l'innovazione, proprio ricercando queste esperienze sensoriali dare gli spunti al turista affinché ricerchi, diciamo, esperienze sempre nuove attraverso la cultura, attraverso le manifestazioni che proponiamo. Tant'è che mi viene da pensare a un sociologo che diceva che l'uomo, il turista, viaggia perché ha bisogno proprio della ricerca di nuove sensazioni, ed è quello che noi vogliamo offrire. E quello che mi rende orgogliosa è che mi rendo conto che gli orianesi sono molto bravi in questo, ad accogliere il turista, a renderlo ospite e ad accompagnarlo in questo viaggio. Chi arriva ad Oliena non visita solamente il paese, ma compie proprio un viaggio dentro la cultura e dentro la tradizione. Questo è un punto forte del nostro paese e penso che dovremo continuare su questa linea. E quindi ha detto bene, un aspetto multisensoriale, quindi ascolta il canto a tenore di Oliena e il suono del ballo popolare, vede l'abbigliamento e il territorio, gusta i prodotti della enogastronomia, il vino, l'olio, sente i profumi del pane che qui a Oliena evidentemente viene fatto ancora con il metodo tradizionale, quindi una immersione pura, e questo evidentemente può essere la chiave vincente, come dire, per supportare, per incrementare ulteriormente il turismo di tipo culturale. Quindi ancora grazie per aver voluto far condividere tutta l'isola della vostra festa, che non è più privata ma è aperta, come abbiamo detto, al visitatore. Grazie e ancora buona Pasqua. Buona Pasqua. Seguiamo ancora un po' di festa, un po' di ballo. I repertori dei balli di Oliena sono certamente tanti, da Sargiu a Surinu, Sargiu Antigu, e poi naturalmente tutti i balli del repertorio dell'area della Barbagia. Seguiamo ancora insieme la festa collettiva olianese.